Alessandro Benedetti, siamo qui a commentare una vittoria del NES, ci voleva dopo comunque 4 giornate in cui avevate raccolto 4 punti, adesso finalmente salite a quota 7, si rivaluta un po' anche gli obiettivi futuri del NES, quali sono e soprattutto come hai visto la partita e il proseguo del cammino. Allora, iniziamo a dire che anche le partite precedenti dove abbiamo subito delle sconfitte, comunque la squadra non ha demeritato poi così tanto, soprattutto contro il CG dove c'è stato un risultato netto di 4-1, ma alla fine è figlio di una partita dove noi comunque provavamo a pareggiare una partita e loro in contropiede agli ultimi minuti ci hanno segnato. Gli obiettivi, noi viviamo la giornata, essendo una neopromossa abbiamo il nostro obiettivo è guardarci in faccia alla fine del girone d'andata. Una volta arrivati lì vedremo, comunque noi siamo piedi per terra, i ragazzi mettono ogni partita tutto quello che hanno dentro e questo è un motivo d'orgoglio e di vanto per tutti quanti noi. Una partita che si è innervosita nel finale, puoi aiutarci anche a ricostruire quello che è successo? Sì, e purtroppo il nostro capitano ha sbagliato con qualche parola di troppo in campo, lo ammetto e per questo pubblicamente chiedo scusa proprio a tutta la società avversaria. E niente, purtroppo ha acceso un po' gli animi, e mi ha allontanato anche a me l'arbitro, io credo ingiustamente, senza motivo, perché comunque non ho mancato di rispetto, lungi da me mancare di rispetto agli avversari e tantomeno ai direttori di gara. È stata la sua scelta, la rispettiamo, possiamo sbagliare noi in campo, sbagliano loro ad arbitrare, può succedere a tutti. Partita arrotondata nel finale sul risultato di 3-1, però è stata bella combattuta. Sì, sì, assolutamente, loro sono una gran bella squadra, ma questo già lo sapevamo, una squadra abituata, navigata in questa lega, noi siamo diciamo, i novelli, quelli appena arrivati, quindi sappiamo che ogni partita per noi sarà una battaglia, non ci sono partite facili, ogni partita lo dimostra, anche la partita precedente a noi, all'Italia CJ, sembrava un risultato scontato, invece così non è stato. È una lega difficile, il livello credo che si sia alzato di molto rispetto all'anno scorso e niente, noi fino all'ultimo, come ho già detto in precedenza, daremo tutto quello che abbiamo e speriamo bene. Grazie mille.